Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale video esplosivo signori, quello di oggi, perché parliamo di calciomercato, in particolar modo di un colpo che il Napoli sembrerebbe aver soffiato all'Inter di Marotta, un capolavoro per un giocatore che andrà a rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione. Ma scopriamo tutto in questo video e attenzione, perché alla fine vi do una chicca di mercato che riguarda un giocatore che attualmente milita nel Liverpool, che sarebbe entrato in maniera molto ma molto importante in orbita Napoli. Prima di continuare, come sempre vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e attenzione, vi potete anche abbonare per diventare i veri protagonisti della nostra redazione. Quindi signori, trovate il tasto in fondo. Allora, partiamo. Come sapete, il Napoli è sempre al lavoro per quanto riguarda il calciomercato, no? Per quanto riguarda la possibilità di rinnovare in continuazione anche con giovani talenti la rosa a disposizione di Antonio Conte. Un Antonio Conte che si è dimostrato un po' contrariato, usiamo questo termine, per quanto riguarda l'ultimo mercato di gennaio, dove la rosa del Napoli comunque ne è uscita impoverita. Un Napoli che ad oggi è in piena lotta per lo scudetto. Questa cosa, diciamo, no? Sta a testimoniare lo splendido lavoro del tecnico salentino sulla panchina del nostro Napoli. Ma è notizia di qualche ora fa, il Napoli avrebbe chiuso per un giocatore di questa Serie A corteggiato dai maggiori top club italiani. Vediamo insomma di chi si tratta. Come anche ha confermato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedulla, gli azzurri infatti hanno bloccato Luca Marianucci, difensore dell'Empoli, che dovrebbe quindi arrivare il prossimo giugno. A riportare appunto la notizia è stato anche il noto esperto di calciomercato attraverso i suoi canali social. Infatti, signori, l'accordo verbale tra i due club sarebbe stato raggiunto. A giugno Marianucci lascerebbe così l'Empoli per passare a titolo definitivo a Napoli. Le parti dovranno formalizzare tutto nei prossimi mesi. Per il difensore centrale classe 2004 è pronto un contratto di 5 anni. Per lui questa si tratta della stagione dell'esplosione. Agli ordini di D'Aversa ha già messo a referto 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia, dove i toscani sono giunti fino alla semifinale da disputare contro il Bologna dopo aver eliminato in maniera clamorosa la Juventus. Si conferma dunque la volontà della squadra guidata da Antonio Conte di rinforzare la difesa con profili però giovani e futuribili. Dopo aver rincorso invano per settimane Comuzzo della Fiorentina, ora i partenopei puntano forte su un altro difensore verde in rampa di lancio a un prezzo più contenuto rispetto al centrale viola. Nel reparto Mario Nucci troverà già due totem della difesa come Buongiorno e Ramani, ma potrà crescere alle loro spalle prendendo il posto di Juan Jesus, centrale esperto, e che così scalerebbe al quarto posto nelle gerarchie di Antonio Conte. Quindi grandissimo colpo, l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, però comunque vi confermo che è bloccato e sarà quindi Marianucci ad essere il primo rinforzo per Conte in vista della prossima stagione. Cosa ne pensate di Marianucci? Secondo voi è un acquisto importante per il nostro Napoli? Ditemi la vostra. Ma vediamo l'indiscrezione della quale insomma vi ho accennato all'inizio del video. Ebbene sì signori, il Napoli sarebbe forte su Federico Chiesa. Attenzione, giocatore che milita nel Liverpool, preso in giro dai tifosi, no? Non so se avete avuto modo di leggere, i tifosi del Liverpool hanno scritto Federico Chiesa sta vivendo il nostro sogno, no? Pagato a peso d'oro e un posto riservato per vedere le partite, ecco, a bordo campo, una roba del genere, in quanto Federico Chiesa sta facendo malissimo a Liverpool, praticamente non gioca mai e quindi potrebbe assolutamente andare via dalla Premier League la prossima estate, ma soprattutto a prezzo di saldo, nel senso che sarebbe secondo me un ottimo acquisto a un prezzo contenuto, perché rappresenterebbe un giusto compromesso tra un giocatore che potrebbe
clamorosamente ritornare ai suoi livelli e allo stesso tempo potrebbe essere un acquisto che non rappresenterebbe un esborso economico particolarmente elevato, quindi secondo me una giusta scommessa. Antonio Conte ha già detto che potrebbe essere interessato ad allenare Federico Chiesa, ovviamente qualora si possa trasferire a Napoli a un giusto prezzo. Quindi signori, il Napoli che inizia a battere i primi colpi con Marianucci e inizia a sondare il terreno per Federico Chiesa. Ditemi la vostra nei commenti, ci vediamo domani.